Amici di Directa Sport, un cordiale saluto dal campo Magia. Allora, dopo la formazione femminile, adesso in campo il maschile della Ferrini Cagliari. Tra pochi istanti prenderà il via la sfida valida per la 10ª giornata del campionato di Serie A tra Ferrini Cagliari e De Sisti Acea Roma. Io sono in compagnia del dirigente della Ferrini Cagliari, Paolo Figus. Allora andiamo ad analizzare i temi di questa partita. Abbiamo detto dopo la sosta invernale si riprende, c'è qualche cambiamento nella vostra squadra? Sì, un po' tutte le squadre del campionato si sono un po' rinforzate. Noi abbiamo preso un ragazzo argentino giovane di Mendoza, Geronimo Clement, un ragazzo bravo, insomma, che sicuramente potrà dare una mano alla squadra, che ha confermato per il resto tutti i giocatori della prima fase. È un po' una caratteristica dell'hockey: nella seconda fase spesso ci sono dei cambiamenti che finiscono un po' per cambiare le squadre, però insomma diciamo che ci aspettiamo una partita molto, molto complicata oggi. C'è stato anche un cambiamento in panchina, per lui è tornato un vecchio amico. Sì, è tornato Fernando Jorge, un ragazzo argentino che ha giocato con noi tanti anni, e speriamo che sia di buon auspicio il fatto proprio che il primo anno che è stato da noi abbiamo fatto i playoff scudetto. Ci piacerebbe avere il suo ritorno di nuovo con un'annata di questo tipo. È sicuramente una persona completamente di casa, per cui non ha bisogno da noi di nessuna presentazione. Parliamo un po' del cammino in questa stagione. Siete settimi in classifica, 11 punti, siete stati protagonisti di prestazioni un po' altalenanti questo girone d'andata. Ecco, vuole spiegarci un po' meglio quali sono stati anche magari i problemi del girone d'andata? No, nessun problema in particolare. La nostra è una squadra che può giocare contro qualunque squadra per vincere, ma non ha nessuna possibilità di giocare e di vincere facilmente nessuna partita, quindi diciamo che l'insieme delle cose non ci ha favorito in tutte le partite. Abbiamo perso qualche punto importante, però la posizione attuale, il campionato è molto corto, la classifica è molto corta, la posizione attuale può essere sicuramente migliorata nella seconda fase. Peraltro noi non abbiamo l'ambizione di raggiungere i playoff ad ogni costo. La nostra è una squadra costruita per fare un campionato diciamo a ridosso delle prime, poter tentare di fare i playoff, e vediamo insomma come sarà. Immagino che la partita di oggi possa dire molto in questo senso, perché arriva una squadra molto forte, terza in classifica. Vi dirà un po' qual è la vostra dimensione, se si può ambire a qualcosa di più. Ma sì, diciamo che quando giochi con una squadra contro la Roma non puoi mai giocarla con l'idea di vincerla a tutti i costi, perché sarà sicuramente una partita molto molto complicata. Sicuramente se dovessimo riuscire a vincere ci potremmo avvicinare alle prime posizioni, però senza nessun tipo di foga eccessiva. Dobbiamo giocarla con tranquillità, perché sarà, ripeto, per l'ennesima volta una partita molto molto complicata. Parliamo anche della vostra attività, oltre a quella che è la prima squadra dell'hockey. Abbiamo visto poco fa il femminile, insomma la vostra polisportiva è una polisportiva nel vero senso della parola, attiva in tantissimi campi. Sì, polisportiva che appunto fa sia attività di hockey, ma diciamo, fa calcio e nuoto e pallanuoto. È una delle principali realtà nel panorama regionale come livello giovanile. Il calcio, e sicuramente la scuola calcio della Ferrini, è una delle principali a livello regionale. Per quanto riguarda l'hockey in particolare, noi siamo contenti quest'anno di poter schierare tutte le squadre in tutti i campionati del settore giovanile. Questo non è una cosa facile, perché il reclutamento nell'hockey non è una cosa semplice, e niente, cerchiamo soprattutto di dare continuità, che sta diventando un po' il problema di tutte le società a livello giovanile di tutti gli sport. Continuiamo a chiacchierare, visto che le operazioni di riscaldamento delle due squadre vanno per le lunghe. Allora le chiedo cosa deve fare un ragazzino che volesse iniziare a intraprendere l'attività sportiva presso la Ferrini.
Ma allora, noi siamo presenti nelle scuole, lavoriamo molto soprattutto nelle scuole dell'Interland, qua Artucciu, Selargius sono i nostri principali riferimenti. Il nostro impianto qua in Viale Marconi comunque è sempre a disposizione, ci piacerebbe che anche uno strumento come la possibilità di far vedere l'hockey tramite le dirette di Directa Sport possa far conoscere di più questo sport, uno sport che ha tanti vantaggi, soprattutto per i giovani, dà la possibilità molto presto di fare delle trasferte, di giocare ad alti livelli, cosa che magari in altri sport può essere più complicato per un semplice fatto numerico, insomma per un fatto di numeri di squadre che partecipano. Quindi avvicinatevi all'hockey, che è uno sport divertente. Perfetto, allora mi pare che le squadre si stiano iniziando a schierare in campo, allora io la ringrazio, la lascio seguire la partita e vado a raggiungere la nostra postazione di commento. Come abbiamo detto, si tratta della prima giornata di ritorno di questo campionato di Serie A dopo la sosta invernale. Ferrini Cagliari al 7° posto in classifica con 11 punti, frutto di 3 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte. D'altra parte invece abbiamo detto la De Sisti di Roma, una delle forze di questo campionato, terza in classifica con 15 punti alle spalle della capolista Amsicora e del Bra invece campione d'Italia. Saluti di rito tra le due squadre, vediamo la Ferrini in maglia bianca, dall'altra parte invece la De Sisti Roma con i colori che sono, diciamo, molto frequenti nella Roma sportiva, ovvero quelli giallo-rossi. E dovremo essere in grado anche tra poco di darvi le formazioni delle due squadre. Particolare abbiamo quella del Suelli che ci viene fornita scusate, ovviamente un lapsus terribile. La formazione della Roma, che schiererà con il numero 34 Claudio Aquilano, con il numero 17 Giulio Benincasa, con il numero 29 Lucas Calzoni, con il numero 9 Luca Coppola, con il numero 25 nuovo acquisto il tedesco Elscholz, con il 23 invece Lorenzo Giuliati, con il 15 Gonzales, con l'8 Daniele Malta capitano, con il numero 22 invece Patricio Mongiano, con il numero 6 Carlo Morleo, con il numero 16 vice capitano Mattia Pretti, con il 5 invece Christian Price, il 7 è Marco Telemaco Rossi, con l'11 Luca Settimi, con il 24 Massimo Taddei e abbiamo anche in conclusione Edoardo Testagrossa. Questa era, come detto, la formazione della De Sisti Roma. Tra qualche istante vi daremo anche quella della Ferrini. Directasport.it pronta a raccontarvi anche questa sfida di hockey, stavolta al maschile. Abbiamo assistito pochi minuti fa alla sconfitta della formazione femminile della Ferrini, battuta per 3-0 dal San Saba. Le squadre si caricano, gli ultimi convenevoli prima del fischio di inizio di questa partita. Abbiamo parlato in precedenza con il dirigente Paolo Figus anche del cambio in panchina ufficializzato lo scorso 15 gennaio con Fernando Jorge che siede sulla panchina ora della Ferrini. Molto freddo oggi qui al campo Magia,
condizioni atmosferiche che non ci si aspetterebbe probabilmente il primo giorno di primavera, però bisogna fare i conti anche con queste condizioni climatiche avverse che andranno a condizionare, vedremo, le fasi di gioco. Iniziata intanto questa partita con il giro palla di Roma. L'intercetto da parte della Ferrini, ora si propone sulla sinistra il numero 5, la palla all'indietro. La manovra della Ferrini ora si sposta sulla corsia di destra. Penetrazione in area, attenzione. Palla che si spegne sul fondo, protetta dal portiere della De Sisti, Claudio Aquilano, con il numero 34, palla già rimessa in gioco. Allora riparte dalle retrovie la De Sisti, formazione storica del hockey italiano, ben 7 titoli nazionali conquistati, l'ultimo nella stagione 2010-2011. Provato intanto a imbastire una manovra offensiva la Ferrini, palla, scusate, sì, la palla che si è spenta oltre la linea laterale, rimessa in gioco da parte di Roma. C'è il fischio arbitrale, comandato un calcio di punizione in favore della formazione ospite, che ora prova ad andare oltre la linea di metà campo, comandata una rimessa in gioco. Palla in verticale, scivola per un attimo, dovrebbe trattarsi del numero 6 Morleo. Dopo essere scivolato è riuscito a rimettersi in piedi mantenendo il gioco, il pallone. Riparte la Ferrini dalle retrovie. Si lotta a ridosso della zona centrale del campo, palla che scivola nuovamente fuori. Vedremo anche quale sarà l'impatto del vento su questa gara. Ferrini si porta intanto in zona d'attacco, prova a sfondare, si tratta del numero 16 Walid. Provato a liberarsi per il tiro. Discute intanto il direttore di gara con il numero 6 Morleo, comandato a un calcio di punizione in favore di Roma. Palla alzata, ora il numero 25, si trattava di Elscholz, il nuovo acquisto, abbiamo detto in precedenza, è arrivato anche lui durante la pausa invernale. Si incarica ora anche della rimessa in gioco. Attenzione perché attacca Roma, prova a sfondare il numero 15, si tratta di Gonzales, fermato però molto bene dalla Ferrini. Ora Walid se ne va, tutto solo Walid, la progressione Walid e l'uscita di Aquilano che riesce a fermarlo. Primo sussulto da parte di Walid, che ora riceve palla, nuovamente prova la battuta a rete, la palla deviata sul fondo. Fermato il cronometro da parte dell'arbitro. Qualche problema per il portiere Claudio Aquilano. Aquilano, estremo difensore classe 92, si riprende allora dalla linea dei 22 metri la Ferrini con il numero 2 Clement. Abbiamo detto anche lui nuovo acquisto, è altro elemento di curiosità in questa partita. Si sviluppa ora la manovra della Ferrini con il numero 8 Ez, la palla al centro, libera però la difesa della De Sisti.
Elscholz non riesce ad arrivare sulla sfera, palla deviata da parte di un giocatore della Ferrini, dunque rimessa in gioco per la De Sisti. Elscholz, la battuta, prova a cambiare il gioco, dall'altra parte a ricevere c'è il numero 17, si tratta di Benincasa, ancora Benincasa che riceve, prova ad allargare sulla destra in direzione di un compagno, il numero 8, si tratta di Malta che non riesce però a mantenere il pallone dentro il campo. La Ferrini ancora con manca la palla dalle parti di Navid, chiedo scusa per la pronuncia non esatta. Ancora Walid, anzi si trattava del numero 8, scusate, Ez. Tanto c'è un corner corto in favore della Ferrini, mentre arrivavano le formazioni ufficiali anche dalla formazione di casa ci siamo persi questo passaggio del gioco. Corner corto, primo corner corto della partita per la Ferrini. L'arbitro va a sincerarsi della posizione dei 5 giocatori della De Sisti che stanno andando a difendere, tutto pronto per la battuta, prova lo schema la Ferrini, schema che però non riesce, allora riparte il contropiede della De Sisti, manovra che prova a svilupparsi sulla destra, dall'altra parte c'è il numero 16, anzi dovrebbe trattarsi di Mattia Pretti, palla che si spegne poi sul fondo. Nulla di fatto dunque per questo attacco da parte della De Sisti Roma. Possesso in zona difensiva, la palla alzata in direzione di Elscholz, il contatto con il numero 21 manca, comandato a una punizione in favore della De Sisti, prova a cambiare gioco ora in direzione del numero 17 Benincasa, chiuso però vicino alla linea di fondo. Rimessa in gioco da parte di Benincasa per Gonzales, l'ultimo tocco ancora da parte di un giocatore della Ferrini e si riprenderà dunque con una rimessa in gioco. Il contrasto con il numero 5, si tratta di Edris. La punizione per la Ferrini, palla alzata in direzione del numero 15 Fois. Gonzales ha recuperato però da questa parte ora la De Sisti con Elscholz, alza la testa Elscholz, la palla al centro e c'è il vantaggio della De Sisti Roma che colpisce subito con il numero 17, se non abbiamo visto male dovrebbe trattarsi di Giulio Benincasa. Settimo minuto di gioco e la formazione ospite è in vantaggio. Deviazione sotto porta da parte di Benincasa su suggerimento tagliato da parte di Elscholz. Deve ora provare a scuotersi la Ferrini. Vedremo quale sarà la reazione da parte della formazione di casa. Non riesce intanto a ricevere il numero 5 Edris.
Gonzales ora in possesso, fermato fallosamente secondo l'arbitro. Battuto troppo in anticipo Rossi secondo l'arbitro. Arriva ora la ripresa del gioco. Palla intanto scivola direttamente alle spalle dell'estremo difensore della Ferrini, Sorrentino. Gonzales a ridosso della linea dei 22 metri prova ad appoggiarsi proprio all'autore del gol, Giulio Benincasa. Suggerimento però non è preciso. Io sono ancora in compagnia di Paolo Figus, dirigente della Ferrini, a cui chiedo un parere sull'approccio della squadra in questi primi minuti di gioco. Ma la partita sembra abbastanza equilibrata, diciamo che la Roma ha fatto un bellissimo gol e in questo momento soltanto un episodio di questo genere, così come prima l'azione di Walid, poteva sbloccare dall'altra parte. È presto, vediamo, però insomma, mi sembra che la partita sia sostanzialmente equilibrata per adesso. Allora vediamo se la Ferrini riesce a impensierire la difesa della De Sisti, che ora va a intercettare palla. Elscholz riceve, si appoggia a Gonzales, cercato dall'altra parte Morleo, palla ancora all'indietro, pallone alzato in direzione del numero 8 Malta, pallina che scivola sul fondo, è pronta la rimessa in gioco da parte di Sorrentino. Manca all'indietro, non riesce a intercettare il numero 4 Magia. Allora Gonzales può provare a ripartire, fermato però subito il suo suggerimento. Ancora Manca, prova ad avanzare Manca. Walid, Navid, prova a girarsi Navid, tenta la percussione, fermato però dalla difesa della De Sisti. C'è anche un fischio arbitrale. Conserva dunque il possesso la De Sisti. Rossi, Gonzales, palla per Rossi nuovamente, però è arrivato l'intercetto. Riparte allora la Ferrini. Attenzione a Walid che si presenta ancora in area, pallone intercettato. E c'è ancora un corner corto in favore della Ferrini. Ancora Walid, elemento più pericoloso sicuramente della Ferrini in queste prime battute di gara. Tutto pronto per la battuta del corner corto. Occasione ghiotta per la Ferrini, rimettere la situazione in parità. Arriva la battuta e c'è il pareggio della Ferrini con il numero 2 Clement, proprio il nuovo arrivato. Dunque pochi minuti dopo il vantaggio della De Sisti, la Ferrini riesce ad agguantare il pari. L'autore del gol è il nuovo acquisto, Geronimo Clement. Allora torniamo da Paolo Figus. Dunque le cose si sono rimesse subito bene, serviva questa scossa anche a livello mentale, insomma. Sì, assolutamente bisognava pareggiare prima che si iniziasse a subire troppo il contraccolpo. Il corto è sicuramente una buona arma che la Ferrini ha tra le sue possibilità. Edris ha segnato, l'anno scorso è stato capocannoniere del campionato, ha segnato tantissimi gol su corto, è uno specialista del corto, è un giocatore egiziano che gioca con noi dallo scorso anno.
non è un caso che abbia realizzato. Dicevo che quando prendiamo il corto a favore esultiamo in maniera particolare perché sappiamo di avere ottime percentuali sul corto. Ecco, allora chiedo scusa, l'autore del gol è stato Edris. Ah, ecco, credevo. Un'anomalia. Clement, tra l'altro, uno specialista, come dicevo, in questo. Rimane tutto quello che ho detto su Edris, nel senso che rimane uno specialista e ha percentuali impressionanti. Quest'anno in questa fase abbiamo una variante, come abbiamo visto subito, importante, che ci può dare delle buone chance. Sì, Clement. Ripreso intanto il gioco con la De Sisti, che prova a riportarsi dalle parti di Sorrentino. Abbiamo detto formazione ospite che è terza in classifica, dunque cerca di tornare da questa trasferta con il bottino pieno, alzato il pallone. Non può essere però ricevuto da nessun giocatore della De Sisti, in particolare in questo caso era il numero 29 Lucas Calzoni che provava a ricevere. Giro palla arretrato da parte della Ferrini, con il numero 2 Edris che ha provato a suggerire in direzione del numero 15 Fois. Pallina ora per Manca, ancora Fois, attaccato Fois, riuscito a portargli via il pallone il numero 5 della De Sisti Price. Ora è Gonzales che manovra come suo solito, dirige le azioni. Morleo, pallina però diretta dove non c'è nessun giocatore della De Sisti. Allora riparte la Ferrini che ora sembra rinvigorita dal pareggio. Ancora Morleo prova a involarsi il compagno, dovrebbe trattarsi del numero 34 Aquilano. Questa parte c'è Manca, ancora Manca riceve, provato a cercare Fois che non è riuscito a mantenere la sfera in gioco. Arriva l'intercetto da parte del numero 4 Magia. Palla per Navid, c'è il fischio arbitrale. Ancora Navid, la battuta ora di Navid in area, c'è un altro fischio arbitrale che vanifica dunque l'azione offensiva della Ferrini. Morleo ha battuto. Si va dalle parti del numero 16 Pretti, vice capitano. Arriva il fischio però dell'arbitro a comandare una punizione in favore della Ferrini. Palla che scivola direttamente sul fondo, senza che un giocatore in maglia bianca riesca a tenerla in gioco. In questo caso si trattava del numero 5 Edris. Malta ha fermato irregolarmente, scusate, secondo il direttore di gara, dunque punizione già battuta dalla De Sisti, che riparte da dietro con il numero 22 Mongiano. Si sviluppa l'azione della formazione in maglia giallo-rossa, però fermata dalla Ferrini.
Benincasa ha protetto in precedenza l'uscita del pallone, ma la Ferrini riparte ancora con il numero 8 Ezze, che ora si incarica anche della rimessa in gioco. La battuta a cercare Navid, si gira Navid, la palla arriva in area dove c'è Magia fermato, ma c'è ancora Navid, la palla al centro per il gol, il sorpasso della Ferrini con il numero 15, se non abbiamo visto male dovrebbe trattarsi di Lorenzo Fois, che ha beneficiato di un'azione sulla destra che ha visto protagonisti prima Navid e poi anche il numero 16 Walid. 2-1 della Ferrini. Allora, dopo lo svantaggio c'è stata una grande reazione da parte della formazione in maglia bianca, che ora comanda con il punteggio di 2-1. Allora, una ottima reazione, possiamo dirlo, da parte della Ferrini. Sì, buona, sicuramente stiamo riuscendo a fare abbastanza il nostro gioco. Questo gol è stato fatto su un'azione abbastanza tipica della Ferrini, che sfrutta molto spesso le discese sulla destra di un giocatore fortissimo e sempre molto veloce come Navid, e le occasioni al centro dell'area sono molto frequenti, quindi diciamo un gol abbastanza classico per la nostra squadra. Dunque qui al campo Magia la situazione è cambiata, 2-1 ora in favore della Ferrini, che potrà usufruire anche di una punizione già battuta. Manca, fermato dalla difesa della De Sisti. Palla al centro, scagliata da Ezze. Nulla di fatto però, quando siamo giunti al 20° minuto di gioco, qui la situazione al campo Magia vede la formazione di casa della Ferrini in vantaggio per 2-1 sulla De Sisti Roma. Directasport.it. Oggi è il sabato dell'hockey, abbiamo visto in precedenza la formazione femminile della Ferrini, ora invece la squadra che milita nel campionato di Serie A maschile, che per adesso sta avendo maggior fortuna rispetto alle colleghe della formazione femminile, sconfitte per 3-0 dal San Saba. In precedenza avete potuto seguire la partita in diretta con il commento di Fabio Frongia, la parte tecnica affidata invece ad Andrea Farris. Abbiamo accennato prima anche a un cambio nella formazione della De Sisti Roma, che nel corso della pausa invernale ha sostituito l'americano Linney con il tedesco Elscholz. Tanto la palla per Walid, fermato Walid, e arriva il fischio dell'arbitro, non c'è il rigore che reclamava parte del pubblico del Magia. Arriva invece una punizione in favore della De Sisti, che si era proiettata subito in contropiede. Rossi, la battuta per Benincasa. Ora la punizione arriva invece in favore della Ferrini. Ventitreesimo di gioco. Manovra la Ferrini. Ha provato in precedenza a farsi vedere anche Sirigu. Palla per Walid, attenzione Walid. Arriva dall'altra parte anche Navid, fa tutto da solo Walid, il tiro, il gol! 3-1 della Ferrini, grandissima azione del numero 16 Walid, tutto solo. Si è bevuto la difesa della De Sisti, è andato a realizzare il gol del 3-1. Nulla ha potuto testa grossa sul diagonale
del giocatore della Ferrini. Colpita dunque la De Sisti, che era stata a tratti anche, si era fatta preferire meglio nelle primissime battute di gara, era andata anche in vantaggio. È arrivata la grande reazione della formazione di casa, che ora comanda sul punteggio di 3-1. Una reazione guidata soprattutto dagli egiziani della formazione di casa. Ma sì, indubbiamente hanno un peso importante nella nostra squadra, sono 3 giocatori di alto livello. In particolar modo salutiamo con grande gioia il gol di Walid, un giocatore proprio di grande livello, è reduce da un ottimo risultato con la nazionale egiziana di cui lui è capitano, e nella prima fase non è stato per niente fortunato, ha segnato pochi gol rispetto al suo standard, veramente avendo tantissima sfortuna, quindi questo gol viene accolto da tutta la Ferrini con grande soddisfazione. Speriamo che sia l'inizio di una ripresa. Abbiamo visto intanto l'azione dall'altra parte di Navid, fermato, ma è comunque in zona d'attacco la Ferrini, fermato però il numero 3, si tratta di Enrico Strinna. Strinna, che era stato uno dei protagonisti però sfortunati dell'ultima partita giocata su questo campo, che aveva visto la sconfitta della Ferrini per 5-1 contro i campioni d'Italia uscenti del Bra. Tanto c'è stato un cartellino verde che è una espulsione di 2 minuti per falli, diciamo, meno gravi rispetto al classico fallo da espulsione. Walid intanto si è prodigato per cercare di recuperare la pallina, anzi si trattava del numero 8, chiedo scusa, Ezze. La De Sisti che ha già battuto Gonzales, arriva però la spinta, fa ampi cenni il direttore di gara, azione irregolare da parte della De Sisti, che ora potrà beneficiare anche del tifo della formazione femminile, che dopo la doccia si è portata qui sugli spalti del Magia. In verticale a cercare il numero 9 Sirigu che non ha potuto però ricevere. Gonzales all'indietro, palla ora per il numero 6, si tratta di si trattava, scusate, del numero 16 Pretti. Rimessa già battuta da parte della De Sisti, reclamato un fischio arbitrale che arriva con qualche secondo di ritardo. Ventottesimo di gioco intanto. Sta andando dunque a spegnersi questa prima frazione di gioco. 3-1 per la Ferrini, il punteggio qui al campo Magia. Possesso prolungato da parte della formazione ospite, che ha cambiato lato ora con il numero 5. Si tratta del giocatore Christian Price. Sirigu ora fermato
irregolarmente secondo il direttore di gara, spinta sul numero 9 della Ferrini. Walid ha già battuto per la corrente numero 4 Magia. Palla ancora per Walid, Walid attaccato da ben due avversari, esce comunque molto bene dal raddoppio. Ora attenzione alla Ferrini, si è portata di nuovo in avanti con il numero 5, si trattava di Edris. Sulla destra intanto si sviluppa l'azione della De Sisti, cade in area un giocatore della De Sisti e viene comandato un calcio di rigore, un corto anzi, è questa la chiamata dell'arbitro, chiamato un corner corto in favore della De Sisti. Conciliabolo da parte dei giocatori sia della De Sisti che della Ferrini, che dovranno ora tentare di difendere, di proteggere il 3-1. Occasione dunque per la formazione ospite ora in chiusura di primo tempo. Tutto pronto per il fischio dell'arbitro che arriva in questo istante. La battuta e la respinta di Sorrentino e ci sarà un altro corto. Ancora la De Sisti dunque che rimane in zona d'attacco. Bella parata da parte di Sorrentino che è andato a opporsi questa occasione di corner corto. Ci riprova la De Sisti, ancora Sorrentino, gran parata, è andato a distendersi sulla sua destra l'estremo difensore della Ferrini. Due circostanze dunque decisivo per dire di no agli attacchi della De Sisti. De Sisti ancora in zona d'attacco, rimessa in gioco da parte della Ferrini. Qui un cartellino verde ai danni del numero 8 Malta, che non ha concesso la distanza in occasione della ripresa del gioco. Tanto dobbiamo annotare le due occasioni su corner corto per la De Sisti, in entrambe le occasioni Sorrentino puntuale a dire di no, soprattutto spettacolare il suo intervento in occasione del secondo corner corto con il portiere della Ferrini che è andato a distendersi sulla sua destra e con il bastone ha evitato che la pallina andasse a infilarsi all'angolino. Ezze riceve, alza la testa, va dalle parti di Magia. Magia ha provato a mettere al centro, è arrivato però un fischio da parte dell'arbitro, comandata una punizione in favore della Ferrini. E ancora Ezze prova a liberarsi della marcatura del suo diretto avversario. De Sisti che però recupera la palla con Morleo che si incarica della battuta della punizione. Ezze intercetta, non riesce a tenere in campo il numero 2 Clement che si portava sulla pallina in seconda battuta. Ora Elscholz per Gonzalez che rimette in gioco la sfera. Morleo Sirigu intercetta intanto la pallina, allora riparte l'azione della Ferrini.
non riesce però a sviluppare la propria azione in velocità, la palla in verticale dove non può arrivare nessun giocatore della Ferrini. Ancora 1 minuto e mezzo da giocare, se il nostro cronometro dice la verità, manca ormai pochissimo alla fine di questo primo tempo. La situazione, lo riepiloghiamo, è di 3-1 in favore della Ferrini Cagliari. Dopo essere stata in svantaggio ha rimontato contro la De Sisti Roma, che lo ricordiamo ancora una volta è la terza forza di questo campionato, mentre invece la Ferrini si trova al 7° posto con 11 punti in classifica. Tanto torna la pioggia qui al Campo Magia a disturbare sia i giocatori sia il pubblico. Fermata l'azione di Walid. Morleo intanto cicca la pallina e arriva dunque il fischio finale del primo tempo. Dopo 35 minuti qui al Campo Magia la Ferrini Cagliari è avanti per 3-1 sulla De Sisti Roma. Tornano in campo le due squadre qui al Campo Magia di Cagliari. La Ferrini Cagliari è avanti col punteggio di 3-1 sulla De Sisti Roma. Formazione di casa che dopo un avvio un po' complicato è riuscita a rimettere in piedi le cose, sfruttando anche quella che è una delle sue principali caratteristiche, ovvero quella del corner corto. È stato proprio il nuovo acquisto Clement, specialista di questo tipo di situazioni, a realizzare il pari, e poi è arrivato il sorpasso sull'onda degli egiziani della formazione della Ferrini, in particolare Walid è andato a realizzare il 3-1, uno degli elementi di punta della Ferrini. Intanto è iniziato il secondo tempo qui al Campo Magia. È la Ferrini che manovra questo primo pallone. Palla per il numero 3 Strinna. Tanto il numero 8 Eze è andato a rovinare sul numero 15, anzi sul numero 5 Price. Non sono migliorate le condizioni atmosferiche qui durante l'intervallo. Dobbiamo sempre fare i conti con il freddo e con la pioggia battente. Tanto la De Sisti, che si porta in zona d'attacco, è riuscito a sbrogliare una matassa che si stava facendo complicata. Eze adesso palla fuori, qui subito pericolosa la De Sisti con il numero 16 Pretti, che va a battere questa rimessa in gioco. Gonzales, che ora va a battere direttamente questa rimessa. Gonzales cicca il pallone e fischio arbitrale che premia la difesa della Ferrini. Palla ora per Walid, non riesce però a controllarla a dovere il giocatore egiziano della Ferrini. Allora chiedo al dirigente Paolo Figus cosa sarà necessario in questo secondo tempo per cercare di blindare questo punteggio.
Ma continuare a giocare, cercare di evitare di dare troppo spazio alla Roma chiudendosi troppo indietro e continuare a giocare così, direi, come in questo momento, cioè cercare di proporsi comunque sempre in avanti senza paura. Si è riproposta in avanti subito la Ferrini con l'iniziativa, portata avanti dal numero 5 Edris, nulla di fatto. In questo caso Ferrini, che come abbiamo detto pochi istanti fa dovrà cercare di non farsi schiacciare, di non lasciare troppo spazio alla reazione della De Sisti, in grossa difficoltà qui al campo Magia. Riepiloghiamo allora quelle che sono le altre sfide di questa prima giornata di ritorno. Abbiamo la sfida tra Fincantieri e la capolista Amsicora Tevere Suelli, che è un'altra sfida molto interessante, sfida più interessante di questa giornata di campionato probabilmente, assieme a quella che stiamo vedendo in questo momento. E poi la sfida sempre a Cagliari tra Cus e Paolo Bonomi, formazione quarta in classifica, abbiamo detto è l'ultima posizione utile per raggiungere i playoff, posizione che anche la Ferrini spera di poter raggiungere a fine stagione. Infine questa prima giornata di ritorno, anche la sfida tra San Vito Romano e Bra, formazione seconda in classifica. Nel prossimo turno invece, tanto andiamo a seguire in diretta l'azione di Walid, subito però fermato. Dicevamo il prossimo turno che vedrà la sfida tra De Sisti e Cus Cagliari, dunque ancora una cagliaritana sulla strada della formazione romana. La Ferrini invece andrà ad affrontare Suelli per un derby tutto sardo. Abbiamo visto un bel suggerimento in direzione del numero 16 della De Sisti. Ora ha comandato un corner corto in favore degli ospiti, che continuano a premere. 3 minuti 30 secondi di gioco. Corner corto per la De Sisti. Tutto pronto per la battuta di questo corner corto. Vedremo allora se Sorrentino sarà decisivo come già in 2 occasioni nel corso del primo tempo. Arriva la battuta, la palla direttamente fuori, però non c'è bisogno dunque del miracolo da parte dell'estremo difensore della Ferrini. Palla direttamente spedita sul fondo, nulla di fatto. Dunque esce senza danni da questo corner corto la Ferrini, che ora prova a riportarsi in zona d'attacco. Attenzione perché riparte il contropiede della De Sisti con Rossi, fermato però molto bene da Ezze che ora protegge la pallina dall'attacco di 2 giocatori. Fermato fallosamente Ezze da parte di Rossi che si lamenta nei confronti del direttore di gara, che però non prende provvedimenti nei suoi confronti. Palla era per Sirigu, ma nemmeno Navidi in seconda battuta è riuscito a raggiungere la pallina. Allora riparte la De Sisti, il numero 22 Patrizio Mongiano. Gonzales in zona centrale, sua zona di competenza, allarga da questa parte per Morleo, salta un avversario Morleo, però torna puntuale Sirigu. La pallina
deviata poi da un giocatore della De Sisti che permette la rimessa in gioco da parte del numero 5 Edris, che batte all'indietro in direzione del numero 22. Si tratta di Michael Massessi. Ben in casa ora in direzione di Gonzales. Arriva ancora Massessi che recupera la pallina con la collaborazione di Ezze. Ora Ezze si protegge dall'arrivo di Gonzales, pallina che finisce sul polpaccio del numero 17 Ben in casa, rimane a terra dolorante il giocatore della formazione ospite. Ora il numero 16 Pretti che insiste, la palla dentro, nulla di fatto, però la conclusione è arrivata ovviamente da fuori il semicerchio. Ripreso il gioco con la Ferrini in possesso, con l'autore del pari su corner corto, Clement. Ora Strinna, il contrasto, premia comunque il giocatore della Ferrini, Strinna, che va a incaricarsi anche della rimessa in gioco, la palla a cercare Navid che non riceve. Qui invece Edris a fermare l'iniziativa di Morleo, anzi si trattava del 16, non del 6, il 16 Mattia Pretti, vice capitano della formazione di Mister Pepe. Ora prova a sfondare sulla sinistra Escholz. Gonzales nella zona delle operazioni, palla scagliata al centro, palla che si infrange sul palo e poi termina fuori. 9 minuto di gioco qui al campo Magia. 3-1 sempre il punteggio in favore della Polisportiva Ferrini sulla De Sisti Roma. Direttasport.it a offrirvi il meglio del hockey sardo, sia maschile oggi che femminile, tutto targato Polisportiva Ferrini. Prima formazione rosso-blu impegnata a livello femminile contro il San Saba, ora invece la formazione maschile che sta avendo la meglio fino ad ora sulla De Sisti Roma. De Sisti che ora prova a scuotersi con Ben in casa, ora Gonzales attende l'arrivo da questa parte di Escholz affrontato da Edris, arriva però il recupero da parte di Strinna che ora protegge palla molto bene e la cede a Edris fermato da un fallo piuttosto vistoso da parte di Escholz. La ricezione da parte del numero 16, autore del gol del 3-1. Attenzione alla Ferrini con Navid, fasi concitate, ne viene fuori la De Sisti, anche grazie all'intervento di Testa Grossa che è andato a dire di no a Navid. Ripartita la De Sisti, piede da parte del numero 22 Massessi. Attenzione, la palla in area di rigore, vola Sorrentino che non tocca però la sfera. Comandato un corner in favore della De Sisti. Gonzales, ora la spinta di Walid sull'altro numero 16 Pretti, e dunque ci sarà il corner corto ancora in favore della De Sisti. L'arbitro va a controllare che tutti e 5 i giocatori della Ferrini siano sulla
linea di porta. Vediamo come sfrutterà questa situazione di corner corto, il tiro sul palo, attenzione Gonzalez fermato e c'è la chiamata arbitrale che premia la De Sisti, calcio di rigore al 10° minuto del secondo tempo. Avrà l'occasione dal dischetto la formazione ospite con il numero 22 che andrà a incaricarsi della battuta, si tratta di Patrizio Mongiano. Pronto Mongiano sul punto di battuta. Mongiano la battuta, freddato Sorrentino, allora accorcia le distanze. La De Sisti Roma 3-2 qui al campo Magia. L'avevamo detto dunque sul 3-1, questa cosa vale ancora di più sul 3-2, non bisogna smettere di giocare, bisogna continuare ad attaccare, perché anche immagino nell'hockey l'attacco molte volte sia la miglior difesa. Sì, nell'hockey non esiste proprio la possibilità di chiudersi in difesa, perché la possibilità di prendere dei corner corti contro comunque delle azioni pericolose sono troppo frequenti, per cui è necessario continuare a giocare. La partita è chiaramente apertissima e bisogna soffrire fino alla fine. Quanto potranno influire anche le condizioni atmosferiche? È tornata a piovere adesso, insomma, influirà questo in qualche modo sullo svolgimento della partita? Ma più che la pioggia il vento, nel senso che il campo dall'acqua e dal fatto di essere bagnato ha soltanto da guadagnare. Il vento è fastidioso, però penso che i giocatori a questo livello non risentiranno delle condizioni climatiche, penso per niente. Intanto il gioco è fermato il cronometro. Sorrentino che va a sistemare il proprio equipaggiamento e ora si può riprendere il gioco con la Ferrini. Possesso della sfera il numero 2 Clement, la palla per Ezze che ha cercato Walid anticipato però dal difensore della De Sisti che ha provato a riportarsi in avanti con Benincasa. Ora Walid che va a caccia della pallina e la recupera. Suggerimento lungo la linea laterale che era per Navid non è riuscito a recuperare la pallina. Allora Mongiano, autore della rete del 3-2 per la De Sisti Roma, che ora riceve nuovamente, si porta avanti a grandi falcate, ancora Mongiano, palla che era per Morleo. Sfera che è terminata fuori, Gonzalez, la battuta già eseguita all'indietro. C'è il numero 5 Price lateralmente ancora per Mongiano che riceve Gonzalez, ora sulla destra Gonzalez protegge la pallina, la mette al centro, però c'è l'intercetto da parte della Ferrini che ora prova a riportare meglio in avanti con Navid però è fermato da un fischio arbitrale. Allora c'è Gonzalez, siamo a ridosso dell'area, ancora Gonzalez mette al centro, è pericolosissima l'azione della De Sisti, ancora dalle parti di Sorrentino, non è riuscita però nella deviazione vincente sotto porta la formazione ospite. Si rimane dunque sul 3-2 con ora 15 minuti, anzi 16 minuti di gioco in questo momento nel corso del secondo tempo. 3-2 in favore della Ferrini Cagliari qui al campo Magia. La De Sisti ora portarsi nuovamente in avanti, buttato però via il possesso, l'anticipo di Price su Navid che però va a caccia del pallone, c'era forse un fallo, non arriva il fischio arbitrale. Allora Gonzalez allarga sulla sinistra, palla centralmente dove c'è Rossi costretto a girarsi,
L'intercetto da parte della difesa della Ferrini, palla per Walid. Walid porta palla, controllato da Mongiano, ancora Walid, arriva pronto per la collaborazione il numero 4 Magia, ancora Walid in possesso della sfera, la perde poi ma arriva il fischio dell'arbitro, rimessa in gioco per Magia, prova ad andare via Magia, fermato, arriva Walid che tocca per ultimo. Gioco ripreso con il possesso da parte della De Sisti Roma. E il fallo su Navid. La ripresa del gioco veloce da parte di Navid che si libera di un avversario. Navid in area, la palla al centro per Sirigu che però non è pronto alla battuta in porta. Occasione per la Ferrini. Il contrasto vincente da parte di Strin. Non riesce però poi a recuperare la sfera. In direzione invece del numero 7 Rossi. Ora Gonzales, vie centrali, attenzione, non riesce a capitalizzare quest'altra azione offensiva la De Sisti proiettata costantemente in avanti alla ricerca del 3-3. Ferrini che si affida ancora una volta a Walid. Walid fermato, ma ci sarà una punizione in favore della Ferrini, va a incaricarsene il numero 5, si tratta di Edris, le parti di Navid. Manovra ancora la De Sisti, Price ha scambiato con Gonzales, ancora Gonzales. Prova a liberarsi della guardia di Magia, Gonzales ancora per Price, Price all'indietro, dalle parti di numero 8 Malta, scivola Pretti intanto, riesce però a mantenere il controllo della sfera, ancora Pretti, anzi scusate, si trattava di Daniele Malta, il capitano della De Sisti Roma. Attenzione alla Ferrini con Navid, se ne va via Navid, fermato però dalla De Sisti. Ez intanto ha provato a indirizzare un pallone verso il centro dell'area, fermato. Ora il numero 21 manca, palla per Fois, arriva il numero 5 Edris, nulla di fatto però per l'attacco della Ferrini. Ora la pressione di Walid su Gonzales, per poco non gli porta via la pallina. Il suggerimento in direzione di Claudio Aquilano, fuori misura, dunque si riprenderà con una rimessa in gioco per la Ferrini con Strin pronto sul punto di battuta. Walid riceve ora, attaccato ancora una volta da due avversari, uno degli elementi, lo abbiamo detto, più temuti da parte
degli avversari. Palla per Edris, ora Fois. Ancora in avanti la De Sisti, fermata però dall'intervento puntuale del numero 3, Strinna. Si è rifugiato oltre la linea laterale. Palla intanto che danza pericolosa di fronte allo specchio della porta difesa da Sorrentino. Si riparte dunque dalla linea dei 22 metri con la De Sisti, Price, palla in verticale. Qualche problema per la ripresa, ora Price ha ceduto in direzione di Gonzales, Gonzales costretto a girarsi, palla per il numero 11 Settimi, è arrivato il fischio dell'arbitro, ancora Settimi che finisce a terra, anzi si trattava del numero 7 Rossi. Riparte Ezze, chiede la collaborazione di Walid, si propone, intanto Fois non viene servito, c'è ancora Walid che finisce a terra, l'uscita da parte di Testa Grossa su Fois. Pericolosa in contropiede la Ferrini. ...24 minuti di gioco nel corso di questo secondo tempo. Il punteggio vede la Ferrini Cagliari avanti per 3-2 sulla De Sisti Roma. Directasport.it, la web tv isolana dedicata a tutti gli eventi sportivi regionali e non. Attenzione perché c'è la Ferrini in avanti con Navid, fermato però dal duo arbitrale. Navid, occasione per la Ferrini, tanto steso Settimi, arriverà un cartellino giallo ai danni di Edris, che abbandona dunque il campo. Forse un po' severa questa decisione arbitrale. Fatto sta che si riprende con una punizione in favore della De Sisti. Ancora Price, parte da dietro la formazione ospite, il tocco di Walid, Gonzales in agguato, ancora Gonzales e Sorrentino si distende con il piede sinistro, riesce a deviare il pallone oltre la linea di fondo. Si riparte dunque dalla linea dei 22 metri dove c'è Price. Palla, attenzione ancora per Gonzales, ha provato a liberarsi per il tiro, non ci è però riuscito anche per l'intervento del numero 21 della Ferrini, Alessandro Manca. Continua a piovere qui al campo Magia, mentre la De Sisti Roma prova a imbastire l'ennesima azione d'attacco e ancora Gonzales a dirigere le operazioni. Il contrasto falloso, la ripresa del gioco ancora con Gonzales che appoggia all'indietro in direzione di Mongiano. Mongiano si appoggia dalle parti di Price, ancora la De Sisti continua la sua pressione.
Ultimo tocco che dovrebbe essere di un giocatore della Ferrini. Riprende il gioco, palla dentro l'area. Morleo attaccato da Fois, Morleo difende il pallone, Price, da questa parte c'è il numero 24 Taddei, ora Fois che si prodiga per cercare di recuperare la sfera, non ci riesce, e allora rimessa in gioco in zona d'attacco per la De Sisti. Taddei ha già battuto in direzione di Pretti. Il recupero da parte della Ferrini, che ora può finalmente respirare un po' e distendersi. Il pallone alzato da Clement, ribattuto in maniera irregolare, e allora Ezze la battuta lunga da parte di Ezze. Guadagna metri allora la Ferrini, ancora con Ezze, si libera di un avversario. Ezze, palla per Fois, steso Fois, reclamano la concessione di un corner corto, i tifosi di casa non vengono però accontentati dagli arbitri. Attenzione alla De Sisti che si porta in avanti, attenzione con Settimi, l'uscita di Sorrentino, Settimi ancora, la porta è sguarnita e nulla di fatto. Settimi reclamava una irregolarità ai suoi danni. Quando siamo giunti ormai al 29esimo di questo secondo tempo, la palla lunga, vero peccato, Navid non è riuscito ad avventarsi sulla pallina. Allora la De Sisti che riparte. Io intanto chiedo al dirigente della Ferrini se un'arma, diciamo, in questa parte della partita può essere rappresentata dai contropiedi, come vediamo in questo caso con Fois fermato irregolarmente, dunque può puntare sul contropiede la Ferrini. Sì, può puntare sul contropiede, però in questo momento è una ribattuta dietro l'altra, da una parte all'altra, per cui è difficile potersi chiudere per puntare sul contropiede. Bisogna avere la lucidità e cercare di chiuderla alla prima occasione, perché sennò è un pericolo continuo da una parte e dall'altra. Vediamo allora se la Ferrini riesce a chiudere questa partita. L'azione personale da parte di Ezze, fermato dagli arbitri. La battuta tanto di Manca, Ramassessi ha fermato l'azione da parte della De Sisti e arriva un altro cartellino, stavolta all'indirizzo del numero 21. Si tratta di Alessandro Manca, anche lui punito con il cartellino giallo. Price per Mongiano. Tentativo di anticipo da parte del numero 2 Clement, il tocco del numero 5 Edris che cerca di mantenere in campo la pallina, non ci riesce però. Ripresa del gioco dai 22 metri, ancora con la De Sisti in avanti, ha liberato Ezze in avanti, non c'è però nessun avanti della formazione della Ferrini pronto a raccogliere il suo suggerimento.
Continua dunque la pressione della De Sisti e manovra per l'ennesima volta con Price per Mongiano avanza, il contrasto vincente da parte di Fois, attenzione perché può ripartire la Ferrini con Navid, vediamo se Navid riesce a scatenare la sua velocità, arriva il fallo evidentissimo e il cartellino giallo ai danni del numero 6 Carlo Morleo, credo di aver bloccato irregolarmente la ripartenza di Navid. Dai Ferrini! Respira allora la Ferrini con Ezze pronto sul punto di battuta. Ezze Fois si propone Strina da questa parte, gli soffia però via il pallone il numero 7 Rossi, piede evidente da parte di Escholz, attenzione perché c'è Navid, situazione di 3 contro 3, arriva il gol della Ferrini che a questo punto mette una serissima ipoteca su questa sfida, il gol del 4-2 realizzato da Navid. Allora direi un deciso sospiro di sollievo a questo punto della partita. Assolutamente sì, dicevo di sì. Devo essere onesto, non ho visto bene come sia stato il tiro, se è stato un tiro diretto da qua non si è visto bene, ma è assolutamente irrilevante. In questo momento il gol è troppo importante, bellissimo gol. Sospiro di sollievo dunque qui per il pubblico del Magia, Ferrini che si è portata sul 4-2 quando manca ormai pochissimo, siamo al 33esimo minuto di questo secondo tempo. Ancora Fois, attenzione, Fois si invola verso l'area, la palla per Navid, scusate lo scambio con Walid, si trattava di Walid e poi Fois non si è fatto pregare, a porta sguarnita, 5-2, grande Ferrini qui al Magia, 5-2 ai danni della formazione terza in classifica. Dunque prima avevamo parlato di un sospiro di sollievo, adesso possiamo dire che la partita è sostanzialmente in ghiaccio. Sì, assolutamente, mi piace far notare la doppietta di questo ragazzo Lorenzo Fois, un ragazzo under 21, totalmente ignorato dalle nostre nazionali, un ragazzo che meriterebbe invece sicuramente di giocare anche un'esperienza a livello internazionale. Speriamo che sia l'anno buono anche da questo punto di vista. La Ferrini che produce talenti in casa, avete una florida attività giovanile. Sì, sicuramente riusciamo, come dicevamo prima, a fare tutti i campionati delle categorie giovanili e questo è importante sicuramente. La De Sisti intanto ha provato timidamente a reagire. Nulla di fatto, ormai si attende solo la fine di questa partita che la Ferrini è stata bravissima a recuperare dopo l'iniziale svantaggio. Ancora Walid e il gol di Walid, 6-2 per la Ferrini, finisce veramente in gloria per la formazione di casa, 6-2, doppietta anche per Walid. Animi un po' accesi intanto con Navid che è andato a discutere con un avversario, si trattava del numero 5 Price. Trionfo della Ferrini, 6-2 alla formazione terza in classifica. Ferita nell'orgoglio, la De Sisti si porta dalle parti di Sorrentino il diagonale da parte del numero 11, si trattava di Luca Settimi, pallina che è andata a spegnersi sul fondo, accelerazione nel finale dunque dicevamo da parte della Ferrini che dopo lunghe fasi di sofferenza con la De Sisti proiettata in avanti alla ricerca del 3-3 è riuscita
a sbloccare la partita intanto il numero di Walid che entra in aria, ancora Walid per Fois, il tiro e la bella parata da parte di Testagrossa che dice di no, ma finisce qui al campo Magia, finisce in trionfo per la Ferrini, 6-2 ai danni della pur forte De Sisti Roma. Tanto andiamo a raggiungere il terreno di gioco per le dichiarazioni a caldo e andremo a sentire l'allenatore della Ferrini Jorge. Guarda avanti, che proverà con tutti i propri mezzi a raggiungere i playoff. Noi siamo in attesa del tecnico Jorge che deve raggiungerci qui tra qualche istante. Jorge che va giustamente a festeggiare con i suoi ragazzi per questa bella vittoria, una vittoria che è arrivata anche un po' a sorpresa, anche forse nel margine finale piuttosto netto. Avevamo dunque delle sofferenze da parte della Ferrini per larghi tratti, si è trovata a difendere il punteggio prima di 3-1, poi di 3-2 a De Sisti, proiettata in avanti, arrivato poi nel finale dicevamo l'accelerazione da parte della Ferrini che è riuscita a portarsi sul punteggio finale di 6-2. Noi attendiamo ancora il tecnico della Ferrini e ora si dirige verso la nostra postazione. Arriva, salve. Siamo in diretta allora su Directa Sport, tecnico della Ferrini, una vittoria insomma larga nel punteggio, sofferta però per larghi tratti, però possiamo dire senz'altro meritata da parte vostra. Sì, evidentemente no, a volte non si apprezza, non si vede tutto il lavoro in questi sport amatoriali che abbiamo, tutto il lavoro che c'è dietro, di tutti questi ragazzi che o studiano o lavorano o fanno tutte e due le cose, una società che comunque sempre si soffre di più per fare sport a questo livello. Quindi innanzitutto è quella la cosa da destaccare, la partita è un aneddoto, la vittoria c'entra perché tutti quanti hanno capito questo messaggio, che lo sport si fa così, almeno in Argentina tentiamo di fare lo sport così. E quello è il messaggio per tutti noi, no? Qui in Sardegna, anche in Italia, che lo sport si fa così, soffrendo un pochettino, però alla fine dico che la partita sembra una metafora di quello che abbiamo vissuto in questi ultimi 4-5 mesi qua. È stato il suo ritorno con una vittoria, insomma non poteva iniziare meglio così questa esperienza alla Ferrini. Sì, sono molto contento, soprattutto perché ci sono molti amici, sia nella dirigenza, anche in campo, molti amici che hanno giocato con me tanti anni, quindi è doppia l'emozione delle vittorie. Quali sono state le chiavi tecniche di questa vittoria? Innanzitutto essere molto organizzato nella fase della rimessa a loro, che noi abbiamo una cosa che non era molto ben lavorata, però i ragazzi ci hanno messo tutta e così abbiamo elevato la statistica del recupero di palle nel campo loro e quello ci ha prodotto la situazione, però abbiamo iniziato perdendo 1-0 e quello ancora mi dà più forza per affrontare un campionato dove le difficoltà ci sono state e noi abbiamo avuto la capacità di risolvere. Ecco, ora con un successo così importante contro una squadra molto forte come la De Sisti è lecito pensare anche ai playoff adesso? Sì, certamente è licito pensare in quello, noi nessuno l'ha detto, però è un obiettivo che vogliamo centrare, cioè non è un obiettivo imposto, è un obiettivo che stiamo cercando di meritarcelo.
Abbiamo insomma parlato anche in cronaca dell'importanza dei vostri stranieri, per oggi c'è da premiare anche la prestazione di un giovanissimo fatto in casa come Fois. Sì, non solo Fois che è stato, ha fatto i gol, ha fatto un grandissimo lavoro in difesa, che giocando dalla sinistra è una cosa che per lui è un pochettino una novità. Anche Michael, che è un giocatore giovane, 20 anni, Alberto Mascia, centrocampo, sono tutti ragazzi di 20 anni che veramente stanno facendo un grandissimo lavoro anche nella preparazione fisica, e quindi si è visto in campo oggi. Sono contento per quello, perché alla fine il lavoro paga e loro adesso stanno iniziando a capirlo in forma concreta. Prossimo impegno in casa del Sueli, una partita molto difficile, con quale testa si andrà a giocare questa partita? Guarda, è una partita difficile perché è un derby, una squadra che sono con gente capace, anche loro hanno un paio di ragazzi egiziani molto bravi che possono risolvere in qualsiasi momento la partita, però il tema emotivo è una cosa ancora da vedere della nostra squadra, che sappia fare una partita con la stessa freddezza, con la voglia, con la capacità di soffrire che abbiamo avuto in questa partita, perché non tutte le partite sono champagne, a volte c'è questi eventi, queste circostanze che fanno parte della bellezza del gioco. Qual è il clima che si respira in questa società? Lei c'è stato per tanti anni, dal 2002 al 2006, è tornato adesso, è un ambiente dove si può fare uno sport diciamo sano, però anche un ambiente familiare, immagino. Certamente, quello è l'obiettivo della Ferrini, lo è stato sempre. Niente, molte difficoltà dal punto di vista economico, come tutti, evidentemente sano, quindi c'è gente che lavora ad onore, fa un grandissimo impegno. Non è facile venire qua fino alle 22, 2 volte alla settimana e tenere tutti i conti a posto, fare giocare tutti i ragazzi, avere un campo bellissimo questo che abbiamo, quindi credo che non solo la Ferrini, tutte le società un pochettino manca un po' il riconoscimento a questa gente che è dietro, che non entra in campo, però che se non ci fossero loro in campo non c'entra nessuno. Perfetto, io ringrazio Jorge, il tecnico della Ferrini, lo ringrazio per essere stato qui con noi. Dunque possiamo chiudere qui questa nostra diretta dal campo Magia di Cagliari. Ricordiamo ancora il punteggio finale con la Ferrini che ha battuto la De Sisti Roma col punteggio di 6-2, una vittoria importante in ottica playoff. Allora possiamo chiudere qui, come dicevo, questa diretta. Io ringrazio la parte tecnica e le immagini curate da Andrea Farris. È tutto, dunque è un cordiale saluto e un ringraziamento da parte di Roberto Rubio. Arrivederci ai prossimi eventi targati Directa Sport. Directa Sport, le tue partite in diretta streaming. Directa Sport è la nuova web TV sarda dedicata agli eventi sportivi regionali: calcio, basket, volley, atletica leggera e danza sportiva. Con Directa Sport decidi tu quando e dove vedere vincere la tua squadra del cuore. Se anche tu vuoi trasmettere il tuo evento su www.directasport.it, chiama il 347 45 41 255 o invia una mail a directasport@gmail.com. Con Directa